L'Agragas continua a buttare le proprie basi societarie per il prossimo futuro. Lunedì scorso, come preannunciato, è arrivata in città l'imprenditrice Sonia Giordano con un proprio collaboratore ed ha incontrato la società biancazzurra composta da Giovanni Castronovo, Salvatore Bottone, Giancarlo Rosato, Ernesto Russello e Baldo Veneziano. Ieri sul TAD si sarebbe dovuto svolgere un altro incontro, quello con l'imprenditore di Cefalù ed ex presidente della Cefaledium Giuseppe Barraco, di cui daremo ulteriori notizie più in là. Come si può notare c'è tanta carne al fuoco e sui contenuti affrontati in una cena di lavoro con la Giordano vige il più stretto riservo, anche se dall'incontro trapela la ferma volontà di quest'ultima di approfondire alcuni temi propedeutici da spalmare nel tempo. Si parla infatti di programmazione negli anni, che vedrebbe l'Acregas proiettato verso un immediato ritorno tra i professionisti. Al momento sono queste le uniche indiscrezioni trapelate, ma è assai probabile che in questi giorni si stiano intrecciando anche vari incontri con altri imprenditori, amici personali della stessa Giordano. Nei prossimi giorni in settimana, invece, è probabile questo giovedì pomeriggio sarà organizzata una conferenza stampa di presentazione dell'imprenditrice varesina che nei giorni scorsi aveva dichiarato: finora avevo parlato a lungo solo telefonicamente con il presidente Giovanni Castronovo ed il direttore sportivo Ernesto Russello, ma adesso è arrivato il momento di lavorare insieme. Sto conoscendo la città e ciò mi servirà per vedere e toccare con mano la realtà. Sonia Giordano sembra essere molto decisa a sposare il progetto Acregas. Perché l'Acregas, aggiunge ancora, innanzitutto perché mi incuriosisce, perché parliamo di una delle città più belle in assoluto. Da operatrice turistica ne conosco le grandi potenzialità e poi l'Acregas ha trascorsi importanti in Serie C. Percepisco passione ed è quella che mi infiamma. Caratterialmente mi sento proprio del sud. La futura dirigente di Biancazzurra rimarrà ad Agrigento sino a fine settimana e poi farà rientro a Varese per poi ritornare nuovamente in città nel prossimo mese di luglio. Sicuramente un buon biglietto da visita per la futura dirigente biancazzurra che in questi giorni dovrebbe fare una capatina nel Tempio Biancazzurro, cioè lo stadio Esseneto.